Buonasera, bentrovati, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio informativo dedicato al mondo dello sport, www.venetoglobe.com, la nostra web tv e naturalmente la nostra tv che ci accompagna da un mese più o meno ed è il canale 95 di Caffè TV24 per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia. Caffè TV24, un emittente che comunque si vede in tutto il nord Italia. E quindi noi salutiamo i nostri potenziali telespettatori del Nord Italia. Andiamo a vedere subito e a scoprire insieme a voi le principali notizie di questo giornale. Cominciando, inevitabile, no? Eccolo qui, Modric con il suo pallone d'oro, qualcuno l'ha definito il pallone d'oro della rivoluzione perché insomma dopo 10 anni a vincerlo non è più stato Cristiano Ronaldo o Messi, quindi sono passati 10 anni di vittorie di loro due, adesso la spunta Modric, eccolo qua con un bel sorriso. Ronaldo comunque secondo, ma non era presente, e Messi è giunto quinto. Andiamo in Serie A per il calcio sempre, l'ultima gara della giornata, il posticipo tra Atalanta e Napoli, si è giocato ieri sera, ha visto prevalere il Napoli, 2-1 la vittoria, gol di Milik, un gran bel gol che ha dato i 3 punti importantissimi al Napoli che permettono di rimanere in vista della Juventus, Napoli che va a -8. Ritorna la Coppa Italia intanto con Cittadella Benevento per quanto riguarda le Venete impegnate, Sampdoria Spal e Bologna Crotone, poi domani altro turno che vedremo. In Serie B, ieri sera Foggia Venezia ha visto la compagine di Walter Zenga pareggiare per 1-1, ma bella partita quella dei ragazzi di Zenga che hanno sfiorato la vittoria e questo pareggio ha fatto scoppiare la contestazione a Foggia. Lasciamo il calcio ricordandovi solo che in Serie C il Pordenone con 26 punti dopo il pareggio con il Sud Tirol è sempre in testa alla classifica, seguito da Triestina a 25 e Feralpi Salò pure a 25. Ieri ci eravamo lasciati con la giornata dell'eccellenza, la classifica dell'eccellenza, passiamo alla promozione adesso. Si è giocato per quanto riguarda la Marca Trevigiana e per quanto riguarda il campionato di promozione Girone D, la 13ª giornata. E allora questi i risultati: Caorle batte Noventa 4-2, Conegliano Vedelago 1-1, Cornuda Crocetta Vazzola altro pareggio 1-1, Favaro Lovis Spresiano sempre 1-1, è il risultato più gettonato questo della giornata. Fossalta Piave batte Giulia Sagittaria 2-0, 5-0 invece netta la vittoria dell'Opitergina sulla Villorba, Portogruaro batte Prodeco Montello 3-1, era questa la partita clou della giornata, si metteva di fronte la prima con la seconda, un Prodeco Montello che ha dall'inizio del campionato Marchetti ha provato a stare in scia del Portogruaro, un Portogruaro che a detta di tutti, addetti ai lavori o meno, è il favorito di questo campionato. Infine ZTLL Sinistra Piave Fontanelle chiude 2-2, in testa il Portogruaro, vi dicevo, con 33 punti. Lasciamo il calcio per passare al basket e cominciamo dalla TVB Basket Treviso. Questo fine settimana i ragazzi di Menetti non hanno giocato perché giocheranno nella giornata di domani sera alle 20:30, 20:45 circa in casa alla Palaverde contro Imola. Oggi pomeriggio le parole di Menetti nel consueto punto prima della gara. Noi naturalmente seguiremo la gara domani e vi proporremo delle nostre interviste con Valentina Dalmasse e il nostro appuntamento sotto la curva. Lasciamo e ci spostiamo da questa parte, come vuole la regia, per parlare di volley. Quindi lasciamo il basket, volley, Imoco. Imoco in casa contro Club Italia. È stata una gara a rischio perché le ragazze di Santarelli non hanno brillato, hanno avuto delle alternanze di belle giocate ad altri errori che veramente non dovremmo vedere, soprattutto nel fondamentale della battuta. In effetti nell'intervista che abbiamo mandato ieri con Santarelli si è parlato proprio di dover lavorare su questo fondamentale. Facciamo un riassunto di quella che è stata l'8ª giornata, lo facciamo con gli amici della Lega che ci forniscono le interviste a Gennari e Malinov per la vittoria di Scandicci
a Busto, che è stata un po' la sorpresa della giornata. Poi avremo la Plac di Novara, poi ancora la signora Mazzanti, ovvero Serena Ortolani per quanto riguarda Monza, e concluderemo con la nostra Gaia Moretto, tra l'altro MVP della partita al Palaverde contro Club Italia. Sentiamo le interviste. Abbiamo incontrato una squadra sicuramente che ad oggi è superiore a noi, come fisicità, come probabilmente in tutte le parti. Noi soprattutto abbiamo fatto fatica a mettere giù la palla e quindi chiaramente loro era muro e difesa, erano incredibili e noi non siamo riusciti a arginare i loro attacchi, soprattutto dell'opposto. Sapevamo di dover avere tanta pazienza e penso che oggi l'abbiamo fatto, anche quando eravamo sotto siamo state ordinate, abbiamo ricostruito il nostro gioco e dopo le abbiamo recuperate. Penso che è uno step in più che abbiamo fatto rispetto alle altre partite. Sì, è state 4 settimane secondo me che sono stata fuori, sono molto felice che è ancora possibile di giocare. Sì, sono molto contenta con la vittoria di oggi, abbiamo giocato molto bene. Non c'era tanto spazio per Monza di giocare, quindi abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo iniziato alla grande, eravamo convinte e poi diciamo che gli attacchi di Paola ci hanno fatto un po' male. Siamo un attimo spente e secondo me abbiamo perso un po' la fiducia in noi stesse e non ci abbiamo più creduto. Abbiamo cambiato proprio anche le facce, non solo l'atteggiamento in campo. E infatti questo mi è dispiaciuto un sacco perché si può perdere ma lottando diversamente, io compresa. Quindi niente, dobbiamo sicuramente lavorare su questo perché dobbiamo avere una motivazione molto forte quando siamo in campo e penso che dovremmo lavorare soprattutto per quello, perché alla fine il resto c'è. Devo ringraziare il coach per avermi dato in questo caso la possibilità di giocare, di entrare un po' nel nostro gioco. Era fondamentale sì dare anche riposo alle titolari perché usciamo da un periodo duro e entreremo in un altro periodo duro, quindi era una partita diciamo di fine, di inizio di 2 periodi duri, è andata bene, 3 punti, perciò questo è importante. Brava Gaia, MVP della partita e naturalmente questa è grazie anche alla Lega che ci ha fornito questo purpurì di interviste. Domani ne faremo un'altra puntatina veloce perché sono interessanti, danno un po' il polso di quella che è stata la 8ª giornata in questo caso. Rimaniamo a parlare di Imoco perché oggi c'è attesa spasmodica per sapere le condizioni di salute di Miu Nagaoka. Stiamo vedendo il filmato che ha l'immagine proprio il ritorno a terra da un muro di Nagaoka dove si è procurata, speriamo nulla di grave, però attenzione perché l'incidente è accaduto, vedete come si sta massaggiando il ginocchio destro che è quello che, ecco qui, ve lo riproponiamo, eccolo lì, brutta la caduta, poi lei cerca di rialzarsi, vuole giocare, si fa vedere con tranquillità dalle sue compagne, però da questo momento qualcosa non funziona più nel meccanismo, appunto, nei meccanismi fisici di Nagaoka. Peccato perché ci auguriamo naturalmente che non sia nulla di grave e che possa rimanere uno dei punti di forza della formazione trevigiana. Proprio Maschio, il copresidente, è uscito su questo infortunio, ha detto la sua su questo infortunio e ha detto che questi infortuni, questo suo di Nagaoka e quello di Isi, sono sicuramente dovuti ad un surplus di partite e a proposito di questo, sentite proprio il programma di Imoco Volley, il programma di massima da qui alle prossime gare. Non ci sarà veramente respiro. Domenica 9 a Scandicci, sabato 15 a Firenze, poi attenzione, mini tour natalizio con trasferta a Schwerin in Germania per la Champions e 3 partite poi in 6 giorni. Domenica 23 in casa contro Cuneo, a Santo Stefano al Palaverde ancora contro Brescia ed il 29 a Busto Arsizio. Signori miei, questa è la vita insomma delle pallavoliste o dei pallavolisti e ci auguriamo naturalmente intanto per Nagaoka che non ci sia nulla di grave.
Lasciamo l'Imoco, lasciamo il volley, passiamo alla Benetton che ha fatto rientro in Italia in queste ore, Pro 14 che si ferma dopo la seconda partita contro i Kings vinta da Benetton per 22-19, ora si pensa alla Champions, o meglio si pensa alla Challenge Cup come si chiama, contro gli Harlequins domenica 8 al Monigo. Per la Challenge si gioca alle 15, ho detto domenica ma si gioca sabato alle 15 e tra l'altro con inaugurazione della nuova tribuna est dello stadio di Monigo, quindi grande festa a Monigo di Treviso. In provincia di Treviso domenica si è corsa la Prosecco Run. Qual è la particolarità di questa mezza maratona? È che si corre attraverso ben 18 cantine del mitico Prosecco e molti atleti, sono stati tanti, di ben 15 nazioni che hanno gareggiato e che hanno elevato questa disciplina e che hanno elevato questa manifestazione. Andiamo a sentire le interviste che mancavano e allora ancora parliamo di Prosecco Run. Un commento estremamente positivo quello sulla nona edizione, prima di tutto perché in questo momento è anche uscito il sole, quindi il tempo si è aggraziato ancora una volta. I mezzi maratonetti in questo caso erano tutti felici all'arrivo perché comunque le temperature sono state abbastanza buone, anche questo mattino che era previsto 0 gradi invece c'erano 5 gradi, tutti felici perché comunque come sempre questa mezza maratona è un po' particolare. Particolarità che è gradita sempre di più soprattutto a atleti che vengono da fuori Veneto. Io ho parlato con gente di Saronno, di Lecco, di Bologna, di Ferrara, dalla Toscana, tutti entusiasti del nostro territorio ovviamente e soprattutto dell'idea di far passare questa gara in mezzo alle cantine per sentire proprio il profumo del nostro Prosecco. Ho visto anche uno spiedo girare lungo il percorso. Sì, beh, poi ci sono dei vinicoltori che si inventano di tutto di più, so anche di salami e soppresse tagliate a fette e via, oltre che questo spiedo. No, effettivamente il territorio sta rispondendo, sempre ogni anno, sempre di più, ogni anno c'è sempre qualcosa di nuovo e a noi fa piacere che ci siano sempre più atleti che vengono da fuori Veneto. Nona edizione in crescita sempre, quindi vuol dire che c'è un territorio che merita essere visto, un territorio che è un paesaggio che merita essere percorso e soprattutto ricordarsi sempre chi lavora. Abbiamo un bel gruppo di persone che stanno lavorando, gli organizzatori veramente sono eccezionali e penso che ogni anno stanno migliorando. Quest'anno veramente è stata una giornata speciale, il tempo non è stato troppo clemente, ma insomma i partecipanti sono contenti di aver fatto questo percorso parlando prima con qualcuno, quindi vuol dire che la corsa è organizzata bene soprattutto. L'impressione che abbiamo raccolto nell'immediato dopo gara da chi ha concluso, da chi ha portato a termine la Prosecco Run alla nona edizione sono all'unisono soddisfazione, felicità, allegria, si sono divertiti in tanti. Per una volta alcuni di loro non hanno guardato il cronometro, ma hanno guardato il paesaggio, il territorio, hanno gustato, alcuni hanno gustato anche il Prosecco che è stato offerto dalle 18 cantine che sono il teatro vero naturale di questo percorso 21 km e 97 metri, ma è la Prosecco Run e basta. Ha vinto la Prosecco Run, hanno vinto tutti indistintamente perché abbiamo coinvolto dei runners che arrivano dalla Val d'Aosta, arrivano dalla Toscana, arrivano dall'Emilia Romagna, dal Trentino, dall'Alto Adige e quindi dal Friuli, insomma l'Italia è rappresentata quasi tutta. Ha vinto il territorio, ha vinto il Prosecco, ha vinto la Prosecco Run, hanno vinto loro, i runners, che hanno trascorso sicuramente una domenica piacevolmente diversa. E non potevamo chiudere meglio con Paolo Mutton, speaker e conoscitore, profondo conoscitore di queste discipline. Mezza maratona Prosecco Run da Vidor. È tutto anche per quanto riguarda il nostro spazio informativo. Ci risentiamo domani 19:40 su Caffè TV 24 per quanto riguarda il canale 95 del digitale terrestre per Veneto e Friuli Venezia Giulia, www.venetoglobe.com se volete vedere tutto in modalità di remind.